Torniamo in diretta per l'ultima intervista della sera con Stefan Olujic. Stefan, complimenti per la partita di stasera, malgrado la sconfitta. Grazie, buonasera. Oggi una partita molto più intensa rispetto alla prima in casa, molto più magari anche di squadra. Sì, abbiamo messo 2 settimane di lavoro, si vedeva oggi, però non mancava per vincere, abbiamo mollato il secondo tempo, dobbiamo fare meglio, però prossima ancora meglio. Cosa è successo nel secondo quarto quando si riuscì a fare quel break? Vi siete trovati meglio con Luka Lalic? Non so, avete... Sì, però è stancato alla fine, e pure io, però è difficile giocare 35 minuti sempre, allenare forte. Abbiamo avuto un po' di difficoltà con corsa alla fine, però dobbiamo lavorare ancora di più. Il coach ti ha fatto i complimenti perché malgrado i crampi sei voluto rientrare subito per gli ultimi secondi di gara. Sì, si fa così, se dovevo aiutare la squadra perché potevo, non è che mi sono fatto male, però ho provato. Questa C-Gold in Sicilia finora come la stai vedendo? Va bene, non aspettavo così tosta, sincero, però sta andando bene, speriamo che tra poco iniziamo a vincere un po', ci sta ancora da lavorare con la squadra. Esatto, però il morale rimane buono. Sì. Anche perché non molliamo. È iniziato il campionato, prime 3 partite, ci sta ancora 20, no? 20 partite per giocare, si può cambiare tutto. Assolutamente sì, anche perché avete incontrato comunque Grottacalda, cioè Siaz Sermerina e poi Fortitudo Messi sono tra le più importanti del campionato. Sono squadre forti, ragazzo non so il nome. Bellomo, il numero 1. Sì, ha fatto una grande partita, ci ha battuto tante volte, 1 contro 1, i nostri playmaker, abbiamo provato a tenerlo, però così avevo il giorno caldo, diciamo. È vero, era caldo come la stufa. Sì. Benissimo, grazie mille Stefan, Grazie a voi. alla prossima. Buonasera a tutti. Ciao.